Una bella e simpatica iniziativa, non poteva che organizzarla la scuola Rita Levi di Montalcini al Villaggio Mosè. Siamo a Natale e come tale una bella manifestazione, tanti presepi in mostra. Ne parliamo con chi ci ha lavorato e con chi ha curato l'iniziativa, il preside della scuola. Sì, un'iniziativa molto interessante che dimostra che i nostri alunni hanno le capacità per fare opere veramente architettoniche di grande rilevanza. Sono quasi un centinaio di presepi che rappresentano la nostra cultura, la nostra tradizione, il nostro modo di essere, e c'è stata la disponibilità completa degli alunni nel partecipare, nel svolgere lavori veramente straordinari. Ringrazio anche la professoressa Zambuto, che è stata una valida collaboratrice, che ha coordinato un po' tutti questi presepi di questa scuola, una scuola che si vuole sempre più ergere nel panorama agrigentino. E la dimostrazione di questa giornata è la dimostrazione dei nostri valori, della nostra tradizione culturale e sociale. Signora, lei ha lavorato fattivamente affinché questa bella esposizione venisse al meglio. Quanto ci ha lavorato e cosa avete cercato di rappresentare? Io ho proposto agli alunni dell'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento e Plesso Margherita Hack un Natale diverso. Proponendo la realizzazione di presepi con materiale di vario tipo riciclato. I ragazzi hanno accolto l'iniziativa con molto interesse, io non pensavo di avere tanto successo, hanno lavorato con me giornalmente per circa un mese, praticamente si sentivano con me tramite messaggi ed erano incoraggiati a proseguire in itinere nel loro lavoro. È stato un modo per scoprire i talenti dei nostri alunni, che sono una grande risorsa per la scuola, i talenti nascosti che a volte noi non riusciamo a vedere. Anche i ragazzi più demotivati si sono messi d'accordo per fare un lavoro di gruppo e per riuscire a dare il meglio di loro stessi. Il materiale utilizzato è pasta frolla, sabbia, conchiglie, pasta di pizza e quant'altro. E il preside, nel momento in cui ha visto la bravura dei suoi alunni, ha voluto dedicare questa prima edizione della mostra a questi presepi, e spero che un altro anno ci rivedremo.